Presentato ieri nel corso di una conferenza stampa al Palacongressi, l'evento che si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 17 al Tempio della Concordia, denominato Workshop degli Aquiloni Patrimonio UNESCO Nowruz, con una straordinaria scenografia che precederà uno dei momenti clou, che è quello dell'accensione del tripode dell'amicizia che avverrà alla Valle dei Templi alle ore 18. È una bella novità la partecipazione dell'India attraverso questo patrimonio molto particolare che abbiamo voluto e che fosse l'elemento di coinvolgimento sia dei bambini del mondo sia delle scuole locali attraverso dei laboratori proprio di costruzione degli aquiloni. Quindi domani partiamo con il laboratorio e con questa novità. Una sfilata, speriamo che ci sia il vento con i bambini del mondo e delle scuole agrigentine che anticiperà l'accensione del tripode lungo la via Sacra. Domani mattina faremo un laboratorio, detto anche workshop, con i ragazzi della scuola media qua di Villaggio Mosè, quindi un coinvolgimento anche sul territorio proprio, dove 30 ragazzi realizzeranno, li chiamo ragazzi perché essendo scuola media vogliono essere chiamati ragazzi, realizzeranno 30 aquiloni disegnandoli secondo la loro fantasia. Poi nel pomeriggio invece 160 bambini di varie età, perché fanno parte del Festival dei Bambini del Mondo e di varie nazioni, faranno volare questi 160 aquiloni che abbiamo già preparato insieme agli altri 30, quindi sarà una grande festa di colori e di tanto cielo colorato, simbolo di libertà. Non dimentichiamo appunto che il cacciatore di aquiloni famoso, gli aquiloni erano stati volati perché sono un simbolo di libertà e noi invece vogliamo la libertà di tutti i bambini del mondo. Hi, I am Matab Irani, I am from India. Allora, il Nowruz è una festa che si celebra festa della primavera che si celebra in India il 21 marzo, è iscritta nel patrimonio UNESCO dell'eredità immateriali dal 2009 ed è celebrata anche dalla etnia Parsi, la signora Irani è qui appunto in rappresentanza della sua etnia, rifugiata dall'Iran in India e celebrano il Nowruz in un modo particolare, ovvero attraverso il lancio degli aquiloni. Domani assisteremo a questo lancio nella valle prima dell'accensione del tripode e per la loro etnia la festa è una festa di famiglia, una festa dove si invitano i familiari, si pulisce la casa, si aprono le porte, vestiti nuovi ed è rappresentata fondamentalmente da un tavolo. Sopra questo tavolo vengono posizionati 7 elementi che sono propiziatori, quindi augurali. Abbiamo in particolar modo il rito dello specchio, loro si pongono davanti allo specchio, sorridono e esprimono un desiderio augurale per il nuovo anno. Because it is passed on from generation to generation. Thank you.